Anche perché sulle buone pratiche ci abbiamo fatto un partito, insomma, quindi è proprio il tema fondamentale, riuscire a condividere anche le buone pratiche. E siccome appunto si parlava che oltre all'aspetto amministrativo abbiamo anche la strada per le europee, Federico è capolista per Più Europa e Italia in Comune, nelle liste che sostengono Edoardo Raffaello come candidato sindaco a Rovigo e anche il forum dei cittadini, e siccome candidato al forum dei cittadini di anche Moira Trombetta, rappresentante di Più Europa, do a lei la parola anche per un saluto. Grazie, buonasera. Allora, buonasera a tutti. Come si diceva, appunto, io qui rappresento Più Europa Rovigo e anche il forum dei cittadini con cui mi sono candidata. Faccio un intervento un po' di unione, diciamo, dei due argomenti e forse sarò leggermente più lunga delle mie colleghe. Come ha detto giustamente Federico, si devono abituarsi a stoppare quando non è il caso. Perfetto. Non ti preoccupare, stoppo io sempre. Allora, inizio il mio intervento ringraziando Federico Pizzarotti, ma anche le altre due candidate di Più Europa che poi saliranno sul palco, che vedo qui davanti, cioè Federica Sabatti e Rita Cinti Luciano. E li ringrazio perché oggi è il compleanno dell'Europa. Oggi si festeggia la pace, si festeggia l'unità che questa cooperazione politica ci ha regalato e che noi vogliamo continuare, anzi che noi di Più Europa vogliamo arricchire e integrare maggiormente, fino a raggiungere l'obiettivo finale che era quello dei padri fondatori, cioè arrivare agli Stati Uniti d'Europa. Non entro nel dettaglio del programma perché ovviamente i candidati poi racconteranno ogni cosa riguardo a questo. Quello che dico io è un invito e diciamo, una spiegazione perché votare Più Europa è un voto utile alle prossime elezioni del 26 maggio. Allora, è un voto utile perché se Più Europa raggiunge il 4% significa che sicuramente avrà 3 deputati nel nuovo Parlamento europeo e questi 3 deputati saranno tutti e 3 nello schieramento antisovranista, antipopulista, chiamatelo come volete, anti questo governo che sta portando l'Italia all'isolamento. Mentre, viceversa, se Più Europa non dovesse raggiungere il 4%, significa che uno di questi deputati andrà al PD, un altro di questi deputati andrà al Movimento 5 Stelle e il terzo deputato andrà alla Lega. Cosa significa questo? Che nel bilancio della nostra squadra, diciamo del nostro campo, noi staremo a -1. Se invece Più Europa riesce a raggiungere il risultato del 4%, il campo degli altri sovranisti avrà sicuramente 2 deputati in più a suo favore. Quindi di questo si gioveranno tutti quelli che sostengono l'Unione Europea, l'integrazione, tutti quelli che sono antisovranisti. Aggiungo anche che il fatto che Più Europa raggiunga il 4% potrebbe favorire la candidatura di Emma Bonino quale Presidente della Commissione Europea. Ed è, come dire, un'ipotesi... L'unica italiana. L'unica italiana, esatto. Non è un'ipotesi remota perché nel prossimo Parlamento lo schieramento liberal-democratico sarà con tutta probabilità l'ago della bilancia. Quindi se riuscissimo ad ottenere anche questo risultato dell'elezione di Emma Bonino, potremmo riportare, diciamo, l'Italia
sulla strada del futuro europeo, farla rientrare diciamo, nei giochi per le decisioni sul futuro dell'Europa. Quindi ovviamente ce l'auguriamo. Quindi il vero voto utile del 26 maggio è quello per più Europa. Aggiungo che c'è solo un altro voto più utile di quello per più Europa, cioè quello per il forum dei cittadini di Rovigo, e naturalmente se poi la vostra preferenza andasse a me, per me sarebbe utilissimo. No, quello sarebbe un voto utile per la città, perché io ho apprezzato la professionalità e le competenze di Edoardo. In questi giorni l'ho conosciuto ancora meglio, perché stiamo facendo un tour diciamo nelle frazioni della città, che è una cosa molto bella, e ci tengo a sottolinearla, perché una delle carenze, non l'unica, ma una delle carenze della precedente amministrazione è stata la mancanza di ascolto delle persone. Quindi ascoltare le persone e i loro problemi è già un primo passo per la soluzione. Quindi, e qui concludo prima che mi stoppino, quello che voglio dire io a nome del forum è che Rovigo è, diciamo, sul baratro, sull'orlo del burrone, però con le prossime elezioni si può fare la differenza.